Siamo contenti di sapere che le hanno aperte. Con l'inaugurazione delle gallerie siamo sicuramente felici, in quanto i turisti arriveranno sicuramente meglio da noi rispetto a prima. Un anno dalla progettazione alla gara di appalto, 1 anno e 8 mesi di cantiere, totale chiusura 2 anni e 8 mesi. Dopo quasi 3 anni di isolamento, le maghe sul Monte Grappa stanno finalmente respirando aria di speranza. La riapertura della strada delle gallerie ha segnato la fine di un'era di difficoltà. Le maghe Mure, Cason del Sol, Piz, Archeson, Archesette e Paradiso ora sono raggiungibili con facilità anche dal versante di Bassano, Borso e Pieve del Grappa. La situazione era diventata critica, rifornimenti impossibili, latte non portabile a valle, la sopravvivenza delle malghe era in pericolo. Sono 3 anni che siamo qui in sofferenza e era ora che fossero aperte, perché tra il turismo un 35%, 40% di turismo in meno, e era un grande disagio. Le spese qui sono tante, se si lavora e si lavora bene, si porta a casa un soldo, si sta in piedi l'azienda e si va avanti, altrimenti per fare una patta è meglio stare a casa. Secondo me, se molliamo noi qui le malghe, resta solo i rovi, i lupi, i cinghiali. Le malghe sono più che semplici rifugi, sono la vita stessa delle montagne. Se esistono questi pascoli che ci sono attorno qua adesso, se esistono queste possibilità di vedere la natura, è per merito loro, perché loro, oggi siamo qua che festeggiamo con loro, ma in genere sono soli, abbandonati, e se non riusciamo a fare in modo che arrivi il turista a comprare il formaggio che produce, i prodotti che fanno, il malghese non sarebbe più il tutore del nostro territorio. In queste malghe vengono prodotti il morlacco e il bastardo del Grappa, vere eccellenze casearie del territorio. E bisogna salvaguardare le maghe del Grappa, che sono un numero abbastanza consistente, una quindicina, e i prodotti tipici che fanno in questo territorio. Con la riapertura della strada c'è speranza che queste realtà possano continuare ad esistere, nonostante le difficoltà per alcuni siano ancora presenti, come a Malgapizza. Un grande disagio che abbiamo qua è che ancora la parte verso la provincia di Belluno, qui del massiccio del Grappa, siamo ancora senza corrente elettrica, e qui abbiamo i generatori, i gruppi generatori. Io ne ho 2 e ci vogliono dai 40 ai 50 ettolitri di gasolio all'anno. Ma le promesse vi erano state fatte? Le promesse, adesso speriamo, qui col comune di Setteviglia adesso c'è stata la fusione, e la speranza è che arrivi entro 1 anno, 2 anni.